Vlahovic mi ha fottuto 130 euro dalla tasca. 5. Lautaro Martinez, Salah, Mbappé, Lewandowski e Vlahovic. Maledetto. Comunque abbiamo vinto 2-0. Facciamo fatica a segnare, fatica. Andiamo avanti, siamo terzi a 2 punti da Inter e Milan. La Lazio ha distrutto il Napoli ieri e se la Lazio gioca così farà parte del gruppetto. E già c'è un centrocampo della Madonna. Va bene, la strada è ancora lunga, chi vivrà vedrà. Perin 6, perché ha timbrato la presenza, non si è guardato la partita, non ha corso grandi pericoli. Danilo, al solito, è il nostro operaio, l'impegno, ha fatto il gol, in qualche modo a zampata vincente l'ha messa lui. 7. Gatti, Bremer, 7 pure loro, anche se l'avversario è quello che è, però non so se è per demerito dell'Empoli o perché hanno lavorato alla grande loro. McKennie 6,5. McKennie si impegna, corre, qualcosa la crea, è più propositivo, è più pericoloso di Locatelli sicuramente. Locatelli non riesce a costruire palle gioco, non riesce a impostare un'azione per gli attaccanti decente, non lo so, non mi piace, voto 5. Miretti, voto 5. E gioca a sprazzi, fa qualche giocata, poi ti perde palle come un dilettante. 5. Pogba, che gli devo dare al Pogba? 8, perché da fermo fa la differenza, anche da fermo. Cambiaso senza voto perché non ha avuto tanti minuti a disposizione per potersi esprimere e poi dare un giudizio a Cambiaso. Poi UEA, anche se è entrato per poco tempo, aveva una buona gamba, un buon passo. Voto 6. Non lo so, era incisivo, l'ho visto molto carico. Chiesa alla fine ti segni perché ha la voglia e la determinazione. Voto 8. Bene, Ken 6,5. Ha giocato poco ma ti ha preso un palo, quindi è un Ken diverso, è un Ken che quando viene chiamato è abbastanza pericoloso e ci prova sempre. Milik 6,5, ha preso anche lui un palo, hanno giocato poco d'altronde, però come attaccanti abbiamo una buona panchina. Vlahovic io do voto 0, perché non puoi sbagliare un rigore così, Poi
è un po', ti darei 4, ma ti do 0 perché mi ha fatto perdere pure 130 euro. Allegri, che voto devo dare Allegri? Fate voi. Allegri dateglielo voi il voto, va? Non mi fa di dare, manco di dare il voto per Allegri. Non sa cosa fare, butta i giocatori, entri, esci qua, cambi sempre formazioni e nella confusione più totale. Non è riuscire a improntare una forma a questa squadra e non ci riuscirà mai. Vabbè, questo è tutto. Siamo terzi e andiamo avanti. Buonanotte.